venerdì 12 dicembre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. I regali di Natale che vanno di più, e poi ancora vedremo il presepe vivente a Ispica e l'immancabile alternativa panettone o pandoro, domanda a cui anche voi potete rispondere. Intanto però l'attualità è purtroppo quella drammatica di Palermo e quella di Caltanissetta, dove c'è stato un duro colpo alla famiglia mafiosa di Niscemi. Sono state arrestate 29 persone, gli indagati stavano anche progettando l'omicidio di un imprenditore che non voleva pagare il pizzo. Nei guai anche un carabiniere. Colpirne uno per educarne 100, era questo il principio criminale attraverso il quale la famiglia mafiosa di Niscemi, guidata attualmente dal boss Alberto Musto, capo del mandamento di Gela, aveva deciso di uccidere un imprenditore del posto che negli anni si era opposto al racket delle estorsioni imposto dai mafiosi sul territorio e che aveva osato denunciare il boss niscemese 10 anni prima. Un progetto criminale che era ormai pronto per essere eseguito, ma che invece è stato sventato da un blitz dei carabinieri nell'ambito dell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia ribattezzata Mondo Opposto. Sono stati 200 i militari dell'Arma impegnati nell'operazione che ha disarticolato il clan niscemese attraverso l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone. Gli indagati sono anche accusati di reati contro la persona e contro il patrimonio e di detenzione di armi da sparo. 25 le persone finite in carcere, 3 agli arresti domiciliari, tra cui 2 donne, e per un altro indagato, un carabiniere, è stata disposta la sospensione dall'esercizio delle funzioni. In manette anche lo stesso Musto, il capo carismatico del clan niscemese, e il fratello Sergio. Il monitoraggio costante delle attività della famiglia mafiosa, condotto dalla direzione distrettuale antimafia, ha rivelato lo stato avanzato della preparazione del delitto, che è stato fortunatamente impedito grazie all'intervento tempestivo e coordinato dei carabinieri. C'era già l'autista pronto su un'auto rubata. Una delle pistole doveva essere fornita dai presunti killer che arrivavano da Catania. Doveva essere un omicidio che avrebbe dovuto avere una funzione punitiva, perché l'imprenditore aveva denunciato Musto 10 anni prima. Il progetto omicidiario è stato portato avanti sin quasi all'esecuzione, erano già i presunti killer con le pistole in mano, ma la differenza rispetto a 30 anni or sono, quando l'imprenditore che denunciava era un uomo morto, è che lo Stato c'è. Il capo del clan, già condannato nell'ambito dell'inchiesta Fenice e considerato uno dei più fidati referenti del boss niscemese Giancarlo Giugno, aveva riorganizzato la famiglia dalla quale dipendeva dopo che il capo storico venne arrestato nell'ambito dell'operazione Rewind. L'inchiesta in particolare ha fatto emergere che il gruppo si era riattivato nonostante arresti e processi del passato, tornando a taglieggiare il tessuto imprenditoriale e a riattivare commerci illegali. Il tutto con il ritorno a metodi violenti come l'omicidio per vendetta contro l'imprenditore che aveva deciso di ribellarsi al tentativo d'estorsione. E adesso gli sviluppi sulla movida insanguinata a Palermo. Sono stati fermati 2 fratelli per l'uccisione, sono sospettati, del giovane all'interno di una discoteca del centro storico. Aveva soltanto 22 anni questo ex aspirante calciatore. Si ipotizza uno scontro fra bande rivali e ieri sera c'è stata una fiaccolata di protesta per la sicurezza. Ha partecipato anche l'arcivescovo Lorefice, che ha detto voglio sicurezza. E si è riunito anche il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con l'obiettivo di arginare questa spirale di violenza che invece sembra inarrestabile. È stato freddato con 3 colpi di pistola al collo e al torace Rosolino Ceresia, 22 anni, ex promessa del calcio, ammazzato in una discoteca nel centro storico di Palermo. Dopo l'indagine lampo della polizia, che ha sentito i testimoni ed esaminato i filmati dei sistemi di videosorveglianza, la Procura di Palermo ha disposto il fermo di 2 fratelli di 17 e 22 anni. Il minorenne è accusato di omicidio, il fratello maggiore di detenzione illegale d'arma da fuoco. Il delitto sarebbe stato commesso al culmine di una lite scoppiata nel locale. Tra la vittima e i 2 fratelli i rapporti sarebbero stati tesi da tempo. I 3 avrebbero partecipato un mese fa ad un'altra rissa. Solo qualche settimana fa, a pochi metri dal locale dove è avvenuta la lite culminata nell'uccisione del giovane, qualcuno ha sparato in aria tra la folla. Anche allora, probabilmente, era in corso una sfida tra bande di giovani. Ieri sera, proprio per chiedere maggiori controlli ed impegni alle istituzioni in varie zone della città dopo l'escalation di furti, risse e sparatorie,
si è tenuta una fiaccolata organizzata dai frati della chiesa di Sant'Antonino alla stazione centrale. Alla manifestazione ha preso parte anche l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Non possiamo disimpegnarci da questa emergenza crescente che coinvolge i giovani, ha detto. Intanto in prefettura si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Saranno potenziati servizi alto impatto già eseguiti in questo ambito territoriale e saranno adottate misure amministrative di deterrenza, quali ad esempio il daspo urbano nei confronti di coloro i quali contravvengono alle regole del vivere civile. Fa sapere il prefetto di Palermo, Massimo Mariani. Angelo Gagliano, vogliamo vedere un po' i quotidiani siciliani su e partiamo questo? proprio da questa notizia. Cominciamo con la Sicilia di Catania. Nelle pagine interne: movida violenta a Palermo, spari in discoteca, giovane ucciso in bagno con 4 colpi di pistola. Sono fratelli ed hanno 17 e 22 anni, presunti assassini del ragazzo di 22 anni che aveva rinunciato alla Serie A e viveva adesso di musica. Questa è la Sicilia, ma Repubblica Palermo scrive ancora: rissa in discoteca, spunta la pistola, ucciso un giovane, ci sono 2 fermati, manette per un 17enne ed il fratello maggiorenne, maggiore. Si attende l'esito adesso del tampon kit. La vittima del CEP aveva 22 anni. E poi vedete ancora città Far West, movida e morte a 2 settimane dalla sparatoria di via La Lumia, tragico duello al vicino Not 3, indagine su un filo comune, e intanto sta dilagando la paura in città. Ci sono le parole, vedete, dell'arcivescovo di Palermo: sono i commercianti costretti a trepidare e vegliare per custodire le loro aziende. E poi ancora il comune e la polizia municipale faranno la loro parte per fronteggiare la delinquenza. Siamo parte integrante di un sistema di sicurezza partecipata al fianco delle forze di polizia. Sono praticamente diciamo le 3 facce di chi ha reagito, della città che in qualche modo è scossa. E poi il prefetto Mariani: daspo, telecamere, regole chiare su locali e anche orari. Finalmente forse qualcosa si muove. La soluzione non può essere solo repressiva, è necessaria un'assunzione di responsabilità da parte di tutti. E ancora leggiamo sempre sulle pagine dei quotidiani siciliani, stavolta siamo sulla Gazzetta del Sud: ex promessa del calcio ucciso in discoteca, fermati 2 fratelli. Questa è la notizia, la pista della rissa, l'origine del delitto, e a sparare sarebbe stato il ragazzo, il giovane 17enne. Ma di questa notizia si parla anche sui quotidiani nazionali. Siamo sul Corriere della Sera: spari nella discoteca, l'ex promessa del calcio uccisa dopo una rissa a Palermo. Lino aveva 22 anni, fermati 2 fratelli, uno minorenne. Questo è il racconto anche della vicenda. Vedete, l'omicidio: è stato ucciso a Palermo nel bagno di una discoteca della città con 3 colpi di pistola. Gli indagati: 2 fratelli, 17 e 22 anni, il minorenne accusato di omicidio, l'altro di detenzione illegale di arma. Questa, diciamo, la notizia ripresa dai quotidiani nazionali, ma anche soprattutto da quelli locali, come abbiamo visto. E adesso alle prime pagine abbiamo diciamo approfondito quella che è la notizia più importante. Vediamo cosa scrive sulla prima la Sicilia: denunciò il pizzo. E torniamo a quanto accaduto a Niscemi, volevano ucciderlo. Questa è l'altra notizia, diciamo, di cui la Sicilia ha il tema in primo piano. Poi gli altri fatti: sul MES si divide la maggioranza, stop all'accordo, la Camera boccia il testo dell'intesa, spaccate pure le opposizioni. Quindi sul MES diciamo che il Parlamento ha bocciato sì la ratifica, ma mostra non solo che la maggioranza è divisa, perché una parte Forza Italia si è astenuta, ma anche il Movimento 5 Stelle ha votato contro il MES. E poi la notizia del giorno che scuote il mondo del pallone è proprio quella che vediamo in prima pagina: la palla avvelenata, scrive la Sicilia, perché c'è una sentenza shock della Corte europea che dice basta al monopolio dell'UEFA e libera il progetto della Superlega, un progetto tanto contestato, tanto osteggiato, diciamo, dal mondo del calcio. E adesso però, così come era successo con la sentenza Bosman, questa sentenza che riguarda, diciamo, l'Organizzazione Mondiale del Calcio può cambiare certamente le cose, vedremo. Intanto la svilupperemo anche con i quotidiani e con gli approfondimenti. Poi ancora
aiuti sul caro mutui prima casa, la Regione taglia i tassi del 50% e l'altra notizia che leggiamo, che andiamo a rilevare sulla Sicilia: schianto fra due auto sulla famigerata 284 tra Catania e Paternò, muore una donna, ci sono due feriti, c'è una ragazza di 19 anni che è in rianimazione al Cannizzaro di Catania, ce ne siamo occupati nel telegiornale di ieri. E poi il fatto internazionale: fa strage all'università, 15 morti, 24 feriti, giovane spara all'impazzata dopo aver ucciso il padre, odiava il mondo. Davvero terribile questa notizia. Dalla prima pagina della Sicilia andiamo alle pagine interne, perché vedete, torniamo sull'operazione antimafia di Niscemi, condannato a morte, aveva detto no al Pizzola di DA di Caltanissetta, stop il delitto di un commerciante, carabinieri arrestano il capo di Cosa Nostra locale e alcuni infedeli, e questa è la notizia sulla operazione antimafia. E poi ad Acireale sparò a due ladri e condanna a 10 anni, agricoltore 73enne, sorprese due cugini catanesi nel suo casolare di Pennisi e li uccise. La GUP accoglie la tesi dei PM: nel primo omicidio c'era legittima difesa, il secondo fu volontario. Questo scrive stamattina la Sicilia. Le pagine di Catania che riguardano la città di Catania e la provincia, torniamo sullo schianto, lo schianto fra auto, muore una donna, ennesimo incidente sulla statale 284 chiamata la strada della morte nei pressi dello svincolo per Paternò. La 61enne viaggiava su una micra e si è scontrata frontalmente con un SUV, grave la nipote 19 anni, ferito l'altro conducente. E ancora sempre dalle pagine interne riguarda la città di Catania, via libera al rendiconto finanziario 2022, l'Aula del Consiglio Comunale ha approvato la gestione dell'esercizio che ha visto ridurre il disavanzo di 30 a 34 milioni a fronte dei 40 previsti. Resta imprescindibile l'approvazione entro fine anno del bilancio previsionale 2024-2026. Potrebbe essere uno dei temi oggi da affrontare con il sindaco Enrico Trantino, che sarà ospite all'appuntamento con il sindaco alle 14:30 su Telecolor. La Giornale di Sicilia: la movida affonda nel sangue, è durissimo questo titolo del Giornale di Sicilia. Agguato nel retro della discoteca, minore confessa, fermato con il fratello, nelle notti fuori controllo di Palermo ci scappa il morto, l'uccisione del giovane del CEP sarebbe la soluzione finale di una lunga serie di risse. Quindi, e poi ancora sempre sulla prima pagina, la finanziaria regionale, c'è l'intesa, percorso concordato, voto finale l'8 gennaio, sarebbe in questo modo, diciamo, scongiurato l'esercizio provvisorio. A Niscemi colpo al clan, retata con 29 arresti, evitato un omicidio. E poi sul blitz, ti ricorderei certamente, ricorderete anche voi a casa, il blitz tra Palermo e New York con l'FBI, è stato annullato un ordine di custodia scagionato Gianbattista Badalamenti. Questo è quello che scrive stamattina il Giornale di Sicilia. Adesso la prima pagina di Repubblica Palermo, ci siamo già occupati di quella che era la movida e dell'omicidio, ma intanto vedete in prima pagina questa foto notizia con l'arcivescovo che partecipa alla fiaccolata: chiedo sicurezza, corteo per le vie del centro dopo furti, rapine e anche violenza. Imprenditore denunciò il pizzo, il boss volevano assassinarlo, gli arresti di Niscemi. E ancora l'iniziativa Siracusa, i ragazzi a rischio a scuola di Cucito cercando un futuro. Ancora approfondiamo dalle pagine interne per quanto riguarda il blitz dei carabinieri che è stato effettuato nella giornata di ieri a Niscemi. Denunciò il pizzo, il boss di Niscemi i boss di Niscemi volevano ucciderli, il capomafia diceva colpirne uno per educarne 100. Cosa da pazzi. Uscito dal carcere meditava vendette anche nei confronti di alcuni investigatori. Questo è il retroscena dell'operazione che ha portato per l'appunto ai 29 arresti di ieri. E poi
Ancora le pagine interne, l'Accademia Sartoriale che dà un futuro ai giovani a rischio, la tela di Aracne ha la sua sede in un appartamento confiscato alla mafia. Adesso leggiamo anche le notizie che arrivano dalla Gazzetta del Sud, che ha l'attenzione stamattina sulla differenziata, perché Messina cresce, ce ne siamo occupati anche nei giorni scorsi, la città dello Stretto, nello stesso range di Firenze, Torino e Verona. Anche il rapporto rifiuti urbani dell'ISPRA premia i risultati raggiunti, più 10% nell'ultimo anno. Certo, è un dato importante per la raccolta differenziata nella città di Messina. Poi ancora, restiamo sempre a Messina, rinasce Villa Dante, parco urbano sportivo, uno spazio verde che diventerà polo di aggregazione. Ma come sempre la Gazzetta ha anche un occhio ai fatti internazionali. La Corte dell'Unione Europea dà il via libera alla Superlega, 3 fasce, 64 club, tutte le partite gratis in TV. Sarebbe, se così fosse, una vera rivoluzione, leggo infatti, con imprevedibili scenari. Brinda Rijkaard, che è il capo di A22, esultano il Real e il Barça, subito il no di Manchester United, Bayern, e c'è l'apertura in Italia del Napoli di De Laurentiis. E poi ancora, muro di Hamas sulla tregua, Israele deve fermare la guerra, diffuso video di 3 ostaggi trovati poi senza vita. E anche sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, Praga, strage all'università, 15 morti e decine di feriti, nella sparatoria alla facoltà di filosofia, eliminato l'attentatore, un 24enne ceco. Non è terrorismo, il delirio del killer sui social, sono stufo di vivere, tutti mi odiano e io odio tutti. Questo non stava per niente bene, questa è l'origine. Ha ucciso il papà prima di uscire di casa, prima di andare a fare la strage. Allora andiamo dentro al quotidiano di Messina per leggere della continua crescita della differenziata. Anche per ISPRA ha superato il 50%, il rapporto rifiuti urbani dell'istituto ministeriale premia i progressi fatti in 3 anni, in classifica nel gruppone con Firenze, Torino, Verona, rettificato il dato del 2021. Poi ancora leggiamo, la Tari arriva via PEC, quasi 11.000 avvisi, questo per la città di Messina. Il tempo di leggere della finanziaria, solo il titolo: finanziaria, lo scambio è servito. Il governo regionale accoglie le proposte formulate dalle minoranze, spinta decisiva alla legge di stabilità, Schifani evita l'esercizio provvisorio. Breve pausa, state con noi, buongiorno Sicilia, fra poco la rassegna stampa nazionale, a dopo. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. E allora eccoci, cominciamo questa mattina la nostra rassegna andando a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Eccolo qui il titolo: stop al fondo salva stati e scontro, così pubblica il quotidiano di Milano. Tensioni tra alleati sulla bocciatura del MES, la maggioranza si spacca, Salvini parla di vittoria alla Camera, Fratelli d'Italia e Lega votano contro, Forza Italia e Noi Moderati si astengono, divise anche le opposizioni. Questo è il quadro che ne viene fuori. E poi le drammatiche foto, alcuni frame di quanto è accaduto ieri a Praga. Vedete i ragazzi nascosti sui cornicioni, aggrappati ai cornicioni per evitare evidentemente di essere colpiti. Il 24enne trovato morto, ucciso anche il padre. La strage all'università, spara agli studenti, 15 sono le vittime. E si chiamava David Kozak, 24 anni, fa fuoco dal balcone con il fucile automatico AR-15 mentre gli studenti cercavano di ripararsi. Qui sono 2 fotogrammi di quanto accaduto, del momento drammatico davvero vissuto ieri all'Università di Praga. E poi ancora la Corte europea apre la Superlega, il calcio è sotto shock, FIFA e UEFA contrarie, club in subbuglio. E ancora la riflessione: se il business tradisce passione e cuore dei tifosi. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera,
che poi all'interno approfondisce quella che è certamente la notizia del giorno, quanto accaduto nella giornata di ieri a Praga. Ci sono stati momenti davvero di grande paura. Eccolo qui il racconto e ancora altre foto di quanto successo ieri, messaggio sui social, poi le fucilate, studente fa strage all'università, Praga almeno 15 morti, il ragazzo aveva prima ucciso suo padre, panico e fuga sui tetti. State vedendo i ragazzi in fuga dal palazzo, dalla sede dell'università, con il killer affacciato dal balcone che guarda quelli che erano insomma le sue vittime. 24 anni, che odiava tutti, voglio i morti. Quelle citazioni di 2 killer russi nel post, l'annuncio mi suicido. Davvero una giornata complicata, difficile e drammatica. Praga, strage all'università, studente uccide 14 compagni. Siamo così sulle pagine interne di Repubblica. Odio il mondo, ho sempre voluto uccidere, poi ho capito che conviene di più fare un omicidio di massa che omicidi seriali. Quindi queste sono le sue riflessioni. La strage di Praga, studente 24enne, siamo sulla Stampa, con un'arma d'assalto uccide 14 giovani all'università. L'ultimo post: odio tutti, voglio sparare in una scuola e suicidarmi. 15 le vittime totali, compreso il killer che si sarebbe suicidato, 24 i feriti, di cui 10 gravi, alcuni sono caduti dai balconi per cercare di scappare, di fuggire. Dal Messaggero: Praga, strage all'università, studente spara dal tetto e lascia 14 morti. Il racconto dunque di questa giornata vissuta all'università di Praga. Adesso invece siamo alla prima pagina di Repubblica. MES, strappo con l'Europa, la Camera boccia la ratifica, maggioranza divisa, Lega e Fratelli d'Italia votano no, Forza Italia si astiene, nel centro-sinistra è un caso il voto contrario del Movimento 5 Stelle, c'è l'imbarazzo di Meloni ma Salvini esulta, riprendiamoci i nostri soldi, la Schlein, Giorgetti si dimette, il rammarico di Bruxelles, il silenzio del Colle. Poi c'è un'intervista con Prodi, scelta folle che isola il paese, lo rende più deboli dentro e fuori. L'altra notizia la vediamo su tutti i giornali stamattina, è proprio questa: rivoluzione calcio, sì alla Superlega, basta monopolio del UEFA. E l'analisi: può cambiare tutto, come dopo la sentenza Bosman di cui facevo riferimento prima io. Adesso cosa succede adesso? La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul caso Superlega promette o minaccia, a seconda dei punti di vista, di stravolgere ancora il mondo del calcio, se è la miccia di una rivoluzione permanente o il fuoco fatuo di una sommossa destinata ad essere nuovamente repressa dalle istituzioni. È presto comunque adesso per dirlo. Poi altre notizie: caso Ferragni, da Safilo, stop agli occhiali griffati. Insomma, c'è un vero e proprio terremoto nel regno della Ferragni, e anche in prima pagina, come vedete, ucciso anche il padre, decine di feriti, il killer, uno studente di 24 anni, la strage all'università di Praga. Adesso diamo la prima pagina della Stampa, che apre, come abbiamo detto, abbiamo visto tutti su questa strage terribile avvenuta all'università di Praga. Però l'altra notizia subito sotto: lo stop al MES, spacca il governo, Fratelli d'Italia e Lega votano assieme, Forza Italia si astiene, il fastidio di Tajani e il gelido silenzio del Colle. Questo è quello che scrive la Stampa. Poi ancora bavaglio alla Stampa, solo una legge sbagliata. Si parla dunque della impossibilità di pubblicare parti rilevanti dell'inchiesta prima che si arrivi a rinvio giudizio. Il personaggio sponsor e follower in fuga da Ferragni. Questa è l'altra notizia che stamattina campeggia sui quotidiani nazionali. Lasciamo la prima pagina della Stampa, adesso le altre testate, con il Messaggero, politica in primo piano, bocciato il MES, la politica è divisa, e ancora, vedete, la Corte europea apre la Superlega e ora il calcio litiga, ma c'è anche spazio per quanto avviene nella striscia di Gaza, stop al dialogo sulla tregua, l'emergenza dei bimbi mutilati, ospedali in tilt, medici costretti ad amputare. Anche qui
torniamo sul cecchino, lo studente cecchino e strage all'università, e poi lasciamo il Messaggero per il Giornale e vediamo, vedete il titolo principale: calcio shock, cambia tutto, storica sentenza antimonopolio, ok alla Superlega, FIFA e UEFA sconfitte, si rischia adesso il caos. E poi la notizia: odio il mondo, voglio uccidermi, la strage dello studente killer, Ferragni perde lo sponsor, si muove anche la finanza, Safilo si defila. E ancora la sfida del mondo libero e arginare Xi, l'attacco della Cina ai valori economici e ai diritti umani dell'Occidente. Quindi c'è un'analisi che viene proposta in primo piano. Non c'è sfida più grande per il mondo libero di quella posta dal Partito Comunista Cinese. Sotto la sua guida la Repubblica Popolare Cinese intende modificare radicalmente il sistema internazionale libero e aperto per conseguire ambizioni egemoniche di Pechino. Nel corso del mandato del presidente Xi Jinping abbiamo visto la Cina aumentare rapidamente i propri sforzi per raggiungere questi obiettivi. Diciamo che questo è una riflessione, l'analisi del G, quella che viene definita così, di Mike Pompeo. È il segretario di Stato americano, governo americano. È un punto di vista chiaramente assolutamente diverso. Poi la maggioranza è divisa, il MES non passa, ma Forza Italia sceglie di astenersi, l'Europa in stallo. C'è il tempo per l'ultimo titolo di stamattina, mi piaceva proporlo: in MES alla bufera, scrive Avvenire, la maggioranza si divide ma boccia la riforma del fondo salva stati con il voto anche del Movimento 5 Stelle, Forza Italia si astiene e mastica amaro, e un tutti contro tutti che ci isola in Europa. Perché ora con il no dell'Italia non potrà entrare in vigore il MES, perché così ci vuole l'unanimità in Europa. Esattamente. Va bene, ci fermiamo qui provvisoriamente, adesso guardiamo il tempo e poi dopo i primi ospiti. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di venerdì all'insegna del bel tempo su gran parte del nostro territorio. Avremo dunque ampi spazi soleggiati, farà eccezione l'arco alpino che vedrà precipitazioni a carattere nevoso, così come sul basso versante tirrenico, in particolar modo sulla Sicilia tirrenica avremo qualche locale piovasco che tenderà via via ad esaurirsi con il passare delle ore. Sul resto del territorio nubi sparse alternate delle schiarite, ma con tempo che si manterrà asciutto, ventilazione sostenuta ovunque con temperature massime diurne che localmente arriveranno anche a toccare punte di 19 e 20 gradi. Situazione che vedrà ancora un po' di nubi in mattinata per quanto riguarda la giornata di sabato sulla Sicilia tirrenica, ma in rapido esaurimento. Contesto che andrà via via a stabilizzarsi con il passare delle ore, splenderà dunque il sole con cielo sereno al più velature in transito, il tutto con temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua. Festeggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa roba qua? Ma che tutti i giorni su Antenna Sicilia. Questa roba qua. Eccoci qua, sono le 8:30 e noi ci colleghiamo con Gianluca Manenti, che è presidente regionale della Confcommercio Sicilia. Buongiorno, benvenuto. Vogliamo parlare dei regali di Natale, come va quest'anno, a quanto pare all'insegna della tradizione, perché risulta che come al solito i prodotti più venduti da mettere sotto l'albero saranno dolci, bevande, no? Spumante, champagne, vino e così via, e anche i giocattoli ovviamente. Conferma, Presidente? Sì, intanto grazie. Diciamo che le indagini della nostra Confcommercio Format sui consumi. Ecco, in questo momento il collegamento si è un po' bloccato, vediamo di ripristinarlo al più presto. Dicevamo quindi che è all'insegna della tradizione,
i regali di Natale al momento, aumentano le persone che faranno regali sotto l'albero, metteranno soprattutto prodotti enogastronomici, quindi come dicevamo dolci, bevande, quindi panettone, pandoro e quant'altro, e i giocattoli per i più piccoli. E sono di più quelli che si rivolgeranno soprattutto ai negozi di quartiere, quindi vanno ancora molto forte le botteghe vicino casa, anche se quasi uno su due va nel negozio sotto casa, nel piccolo supermercato vicino di quartiere, anche se poi è vero che il commercio elettronico riesce ad assorbire la maggior parte degli acquisti. L'e-commerce comunque cresce e comunque va avanti. Sono i risultati di un'indagine che è stata realizzata dalla Confcommercio Imprese per questo Natale 23 e che vorremmo discutere con il nostro ospite. Vedremo se più tardi riusciamo a collegarci con lui. Intanto per la prima volta dal 2019 aumenta rispetto all'anno precedente la quota di chi fa regali di Natale. Vuol dire che c'è una disponibilità, per quanto nonostante le difficoltà, l'inflazione, le cose che raccontiamo tutti i giorni, chi fa regali quest'anno è il 73% degli italiani. L'anno scorso era poco più del 72%, quindi c'è un aumento, e quindi un aumento, per quanto non vastissimo, della disponibilità economica per potersi permettere un regalo. Ma che spesa può fare un italiano in media? Queste sono tutte medie naturalmente che vanno prese, come si dice, con le pinze. Comunque c'è una spesa in crescita fino a 186 euro, quindi quasi 200 euro a testa ognuno di noi per fare i regali. L'anno scorso erano poco più di 150 euro, quindi una cinquantina di euro in più quest'anno. E infine le persone che fanno dei doni e che fanno regali agli altri arrivano a spendere 300 euro. Quindi una quota che si è triplicata in un anno, pur essendo ancora una quota tutto sommato minoritaria, cioè l'8,3% si può permettere di fare dei regali, non è moltissimo, è veramente una quota piuttosto ridotta. Allora, i regali, primi posti è in crescita, come dicevamo, cibi e bevande, che sono scelti dal 72,7% dei campioni, quindi la stragrande maggioranza sono cibo e bevande. Ce lo conferma il presidente regionale della Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti? Sì, io ritengo che le indagini di Confcommercio Format sui consumi nel periodo festivo danno una immagine del consumo. I dati sono positivi, però sempre si parla di un'indagine che è il sentiment dei consumatori. Sono in aumento di gran lunga rispetto al 2022, sono numeri che tendono all'ottimismo del consumatore, ma certamente che devono essere poi vagliate in un secondo momento, e quindi sono dati che più o meno confermano questo andamento e che ci danno quella speranza che oltre i consumatori che riescono a fare questa spesa estiva, anche perché cambia anche il budget della spesa, aumenta il budget della spesa, però in linea con a livello nazionale certamente il budget è minore rispetto al resto d'Italia, però tutto sommato questa è una tendenza che ci dà molto ottimismo. Ecco, questa spesa dove si effettuano, Presidente? Nel negozietto sotto casa, la bottega, il piccolo supermercato, o l'e-commerce, cioè online? Allora, l'e-commerce in questo momento sta facendo da padrona, però un dato molto significativo ci sta dando anche il negozio sotto casa. C'è un aumento dell'acquisto anche del negozio sotto casa. Questo è anche un dato che si sta proiettando verso un ottimismo anche del consumo nel negozio sotto casa, anche perché sappiamo che il negozio sotto casa è un indice anche di qualità e di garanzia.
spiegazione che diciamo più plausibile, cioè non è soltanto la comodità che uno scende, compra la cosa e ha risolto il problema, no, è anche il fatto che, come dire, la bottega che noi conosciamo ci dà più garanzie che non ordinare online, cliccando, eccetera, eccetera. È così? Sì, perché il negozio sotto casa ci dà non soltanto quella scelta più sicura, ma anche il contatto con il prodotto che oltre a vederlo online lo possiamo toccare e lo possiamo anche condividere, diciamo, con il negoziante, il quale ci può anche suggerire anche alternative o garantire soprattutto il prodotto di qualità. Vediamo che cosa c'è soprattutto sotto l'albero di Natale. Cibo e bevande sono in crescita, poi giocattoli che però sono per la metà, diciamo 50%, e poi prodotti per la cura della persona, perché uno fa un regalo e dice ti regalo una crema, ti regalo un dopobarba, ti regalo... è così. Sì, la cura della bellezza, diciamo, sono anche in aumento, quindi passano dal 24% al 30%, e soprattutto anche i giocattoli elettronici dal 21 al 25% e gli abbonamenti streaming dal 22 al 24%. Poi restano i computer e anche gli accessori per il PC che vanno dal 18 al 19% e fanno registrare anche una impennata, diciamo, anche i gioielli dal 12 al 18%. I gioielli vanno forte davvero, c'è il segno anche di quella disponibilità che lei diceva all'inizio, Presidente, così. Sì, è così, perché questo, quello che ho detto poc'anzi, il gioiello è molto più vicino al negozio sotto casa, perché quando si compra un gioiello si tende ad andare proprio nel negozio e vedere la qualità del prodotto e anche il Made in Sicily, il Made in Italy. Io ritengo che i nostri prodotti sono prodotti di vera artigianalità, non è soltanto la qualità del nostro prodotto, non è il saper vendere nel web, ma nel saper vedere il prodotto come è fatto, come è realizzato. Questa è la qualità nostra che ci identifica anche a livello internazionale. Ecco, questo è quello, diciamo, il punto di forza che non morirà mai, perché uno almeno riesce a vedere prima di che cosa si tratta, anziché vederlo su uno schermo magari tutti uguali. Presidente, le volevo chiedere, ma ci si regala anche dei viaggi in questo periodo? Moltissimi vengono in Sicilia, per esempio. Sì, i viaggi sono anche una tendenza positiva che si stanno vedendo, l'incoming sta funzionando di gran lunga e si registrano, quindi anche stiamo al vaglio di un osservatorio anche per il 2024, un aumento non indifferente dei viaggi in Sicilia. La Sicilia si sta ponendo come una forte piattaforma turistica economica del Mediterraneo. Questa è la tendenza che in questi anni e in questi mesi gli indicatori ci dicono. Questo è un incremento che non può naturalmente non farci piacere, malgrado le nostre difficoltà che raccontiamo tutti i giorni. Poi però, grazie al cielo, il fascino della nostra regione rimane immutato, anzi è in continua crescita. A questo contribuiscono probabilmente anche le serie televisive internazionali, è così, vero? Sì, la location poi naturale della nostra Sicilia ci dà anche quella opportunità di avere dei set che poi sono dei set naturali e quindi che sono ben riconoscibili e quindi attirano e fanno anche attrazione. Volevo anche dire che la nostra isola in questo momento si pone come una delle maggiori isole più gettonate anche dal punto di vista commerciale nell'area del Mediterraneo. Ci sono molti scambi in questo momento e molte richieste che sono verso la nostra isola. Beh, questo non può che farci piacere, Presidente. E per chiudere, quindi, a parte la questione dei viaggi, noi andiamo comunque bene come regione dal punto di vista, diciamo così, degli acquisti, della spesa, delle capacità di spesa
pesa, ecco, e così ce lo confermava un momento fa, mi pare. Sì, è aumentato l'acquisto, la capacità della spesa, certamente la 13ª viene utilizzata per quanto riguarda il pagamento di tasse, bollette e spese per la casa, c'è una riduzione della 13ª, ma l'acquisto sta andando così come il nostro Confcommercio Format, che è un rivelatore delle aspettative, possiamo dire, dei consumatori, è un indice che ci sta dando fiducia e quindi ottimismo. Orientato sempre come a livello nazionale, diciamo, su prodotti enogastronomici, giocattoli, oppure ci sono altri settori che sono più forti? No, in questo momento il prodotto enogastronomico fa della maggiore, ci possiamo dire in pole position, e quindi questo anche ci dà anche una bella certezza, significa che i nostri prodotti sono prodotti di qualità, soprattutto per quanto riguarda l'enogastronomia, e che evidenzia, possiamo dire, e dà visibilità, nonché anche sicurezza a quello che quindi un mangiare sano, un mangiare che i nostri consumatori, la nostra realtà preferisce di più. È una garanzia, insomma, che grazie al cielo non tramonta. Ringraziamo Gianluca Manenti, che è presidente regionale della Confcommercio Sicilia. Buon Natale naturalmente, buone feste, e poi ci sentiremo ancora dopo per altri bilanci. State con noi, più tardi altri ospiti. Buongiorno Sicilia. Dolci di Natale, la più classica delle domande: panettone o pandoro? È una alternativa che non tramonterà mai. Ne discutiamo con Rosario Menza, che è amministratore delegato DICE, e Carlo Menza, che è responsabile marketing DICE. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. La DICE è un'azienda dolciaria siciliana, una delle storiche industrie nel nostro territorio, opera dal 1969. Parliamo di dati anche in questo momento. L'anno scorso, secondo i dati di Unione Italiana Food, la produzione complessiva di panettone e pandoro è stata di 73.000 tonnellate, montagne di panettoni e di pandori pari a 555 milioni di euro. Noi spendiamo 500 milioni, quasi mezzo miliardo tra panettoni e pandoro. Allora però la prima domanda è questa qua: a quanto risulta vince il pandoro? Il pandoro ha superato il panettone, l'82% contro l'81%, di poco, ma ce l'ha fatta. Diciamo che è una diatriba che va avanti da decenni. Il panettone e il pandoro poi rappresentano i due dolci tipici italiani per eccellenza, sono regolamentati da un disciplinare del MIPAF del 2005 che detta le regole per la produzione di panettoni e pandoro. Sì, però c'è questo sorpasso del pandoro, anche se adesso va tanto il panettone griffato. Ho visto Cracco, ho visto Barbieri che firmano i loro panettoni. Diciamo che il mercato dell'artigianale nell'ultimo biennio ha iniziato a seguire un trend di crescita importante, superando probabilmente le 2 cifre percentuali. Oggi come oggi il mercato sembra proiettato a una paritetica posizione, tanto che nel 2022 il panettone artigianale rappresentava circa 120 milioni di euro di fatturato, contro 220 milioni circa del prodotto industriale. È anche vero che la crescita è legata anche su un parametro a valore, sostanzialmente, perché in quantità... Che vuol dire? Cioè? Nel senso che il prodotto artigianale ha un posizionamento di prezzo che oscilla da 30 euro a circa 45 euro chilo, mentre sul prodotto industriale siamo su posizionamenti molto più bassi. Parliamo di soglie minime a base chilo di 5 euro fino a poco più di 10 euro.
Quindi... Ai giovani però piace di più il pandoro, forse perché non ci sono le uvette. Ma sicuramente è anche un fatto da piccolino, il pandoro è un dolce semplice, è molto più burroso, con un sapore di vaniglia, che rende sicuramente più gradevole il sapore per i ragazzi, per i bambini, quindi anche lo zucchero a velo di sopra hanno un fascino da sempre diverso rispetto al pandoro, che l'uvetta era sicuramente per i bambini qualcosa di proibitivo. Quindi il pandoro sì è... Quindi ha superato la ricetta tradizionale. I dati qua ultimi che ho io danno il 66% pro panettone e 69% per il pandoro. Un bel sorpasso, diciamo, 3 punti abbondanti. Sì, è sempre intramontabile comunque. Ora poi anche in diverse varianti, tra farciti e non farciti, diciamo il pandoro cavalca sempre l'onda. Già, e c'è infatti meno disponibilità verso quelli speciali, arricchiti con coperture particolari, è vero? Ma sostanzialmente il mercato si sta muovendo in modo anomalo, perché negli ultimi anni, stranamente, c'è stato un passaggio di testimone, oserei dire, tra il pandoro farcito in favore dei panettoni farciti. Credo che potremmo definire leader incontrastato di mercato il panettone al pistacchio. Ormai al pistacchio, che non è solo una cosa siciliana. Non è una cosa siciliana, è qualcosa che ormai è fuori controllo in un certo senso, perché sembra che senza pistacchio non si possa più vivere. Ecco. Il che va tutto a vantaggio nostro, diciamo. Sicuramente è trainante per la Sicilia questo, però è anche vero che il tentativo è quello, per quanto riguarda le aziende siciliane, è quello di portare avanti sapori tipici della nostra isola. Certo. Però dobbiamo parlare anche dal punto di vista nutrizionale. Il pandoro ha un contenuto calorico maggiore, l'avete già detto, 100 grammi di questo lievitato comportano 400 calorie, scusate, mentre 100 grammi di panettone ne comportano 350, c'è una bella differenza, no? E sicuramente complice sarà pure l'abbondanza di burro che c'è nel pandoro rispetto al panettone, che sicuramente è un prodotto più ricco di grassi rispetto al panettone, che è arricchito con uvette e canditi, quindi sì, il pandoro è più calorico rispetto del panettone. Naturalmente noi però sicuramente sono tutti... Sì, sono informazioni che noi diamo, certo, perché ovviamente a noi va benissimo il panettone come il pandoro, è giusto? Certo. Non è che siamo lì a fare le pulci a questo o a quell'altro, però questa questione delle calorie e della presenza di grassi e quindi di burro è una cosa che viene notata e sottolineata. E a quanto a vendite, quindi, quando stiamo andando? Bene? Ma quest'anno il trend sembra che si stia riposizionando verso i valori del 2019. Il Covid ha un attimo stroncato il mercato delle festività sia natalizie che pasquali, però il 2023 a livello di sell-in sembra positivo. Per quanto riguarda noi, stiamo viaggiando con circa un 25% di incremento sul 2020. 25%? Sì, esatto. È molto importante questo. È un bell'obiettivo che si è raggiunto, e obiettivamente inaspettato in un certo senso, perché l'instabilità, diciamo, che si è presentata subito dopo il Covid ha creato molta paura nei consumi, anche non solo un problema legato all'aspetto economico-finanziario, perché questi prodotti hanno subito notevoli incrementi di prezzo sotto il profilo del costo chilo, legato sempre alle vicissitudini del conflitto russo-ucraina, fra l'altro, perché certo, tutto il mondo dell'agroalimentare ne ha fortemente risentito in questo senso. E quello rimane ancora il cosiddetto granaio d'Europa, per cui purtroppo... Sì, purtroppo noi dobbiamo dire che con rammarico abbiamo abbandonato come primo granaio d'Italia, in un certo senso la Sicilia, abbiamo abbandonato le nostre colture. Quindi questo ci ha penalizzato
Però recuperiamo, come dire, dal punto di vista industriale, come vendite, Sì, come vendite quest'anno abbiamo avuto una crescita veramente interessante. E va più forte l'artigianale, oppure, già l'abbiamo accennato prima, oppure diciamo quello industriale, diciamo, tradizionale, classico? Sicuramente per una questione anche di prezzo, il prodotto industriale, che è sempre un ottimo prodotto, va sempre più forte rispetto al prodotto artigianale, che comunque negli ultimi anni è sempre più in crescita. Ci sono tante piccole attività, tante piccole aziende che stanno tentando di approcciarsi in questi mercati. Anche in Sicilia? In Sicilia penso che siamo diventati il numero uno per i panettoni, non è più il nord Italia, siamo diventati... Numero uno per i panettoni, fateci degli esempi, vediamo un po'. Sostanzialmente oggi la Sicilia vede tanti grossi operatori nel mondo del panettone. Questo sotto alcuni punti di vista ci può rendere felici, perché significa portare ricchezza in un territorio che non è particolarmente ricco. Ovviamente poi questo mercato frastagliato fa sì che nascano diatribe anche sulle metodologie di produzione. Cioè una concorrenza, diciamo, anche su... Sì, c'è una crescita esponenziale di microaziende che presentano i loro prodotti. Poi la differenza realmente riesce a farla l'innovazione su queste famiglie merceologiche. Tanto che noi abbiamo iniziato la nostra esperienza nel mondo dei panettoni nel lontano 1970. Potremmo dire che siamo stati i primi in Sicilia a produrre panettone, ma abbiamo cercato di legare sempre l'origine del prodotto, che può essere per il panettone milanese, per il pandoro veronese, ma l'abbiamo reso con una particolarità, con una riconducibilità siciliana. Noi diciamo che dentro i nostri prodotti a ricorrenza, dentro c'è la Sicilia. C'è la Sicilia, e ci fa degli esempi rapidissimi? Ma sostanzialmente noi abbiamo cercato di portare i gusti tipici della Sicilia. Sostanzialmente abbiamo iniziato con un prodotto molto basilare, no? Con una crema di mandarino. Crema di mandarino! Oggi stiamo cercando ulteriormente di innovare, sostanzialmente stiamo abbandonando in qualche modo il mondo del pistacchio in favore di altre particolarità del nostro territorio. Quest'anno abbiamo presentato un panettone realizzato con grani antichi siciliani, facendo riferimento a due dei più famosi ceppi, che sono la Timilia e Russello. Quindi è un'innovazione sul mercato. L'innovazione è sempre, come dire, la strada giusta da percorrere. Bene, allora grazie per tutte queste informazioni. Abbiamo già fame, ce ne andremo subito a comprarci un panettone o un pandoro, magari di quelli siciliani. Grazie a Rosario Menza, che è amministratore delegato DAIS, e Carlo Menza, responsabile marketing DAIS. Buon panettone o buon pandoro anche a voi. Adesso è il momento di l'almanacco, poi dopo altri ospiti. Buongiorno Sicilia. Vabbè, dopo i panettoni, i pandori, non possiamo non parlare, col Natale alle porte, del presepe bellissimo, vivente, che ha cominciato, diciamo, e ha fatto la sua prima uscita domenica scorsa a Ispica, e ne vogliamo parlare con Giuseppe Galfo, che è il direttore artistico di questo presepe. Noi stiamo già vedendo alcune immagini che sono state girate proprio nei giorni scorsi. Questo è uno spettacolo itinerante, bellissimo, è vero Galfo? Sì, buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito. Sì, è un percorso di quasi 2 chilometri che si inerpica nella zona dell'area archeologica del Parco Forza, ed è appunto itinerante, come diceva lei. Ci sono diversi momenti artistici, è una sorta quasi di musical, tra recitazioni,
tra canti a tema, è tutto in vernacolo. Abbiamo puntato sul fatto del nostro linguaggio siciliano, che a nostro dire è qualcosa a cui teniamo, ecco, è la nostra indole più importante. Diceva quasi un musical, infatti adesso qua i personaggi stanno cantando, anche se non ascoltiamo la musica. Vediamo quel dettaglio lì, cos'era? Che era uno degli attrezzi che fanno parte un po' delle decorazioni. Di che si tratta lì? Che ci abbiamo? Questo qui praticamente è un attrezzo, una forma di pressa che serviva a mettere le arnie delle api dentro per raccogliere poi in un indotto finale il miele. E quindi praticamente è uno dei tanti mestieri antichi che si faceva nell'antica spaccaforno. Noi di Ispica abbiamo la fortuna di avere un meraviglioso aggrottato e quindi abbiamo riproposto un formato vecchio siciliano, la nostra agricoltura antica, quindi tutti i vecchi mestieri. È un percorso appunto che si fonde, si intreccia. Ecco, anche il ciabattino tradizionale è bellissimo. Dunque lei ha citato Spaccaforno, che possiamo dire è una specie di Matera, tanto per voler fare un esempio, siciliana, è così? Sì, diciamo di sì. Abbiamo veramente una cava che si estende per un vasto territorio ed è un presepe in ogni punto di vista. Qualsiasi punto potrebbe essere un presepe. È vero, non c'è bisogno della ricorrenza del Natale per farsi venire in mente che si sa di essere dentro un presepe. Stiamo vedendo queste immagini suggestive, bellissime, l'artigianato tradizionale, i mestieri antichi e tutto ciò che fa parte quindi poi della scena della nascita di Gesù. Si estende per 2 chilometri, è vero, è una cosa immensa, gigantesca. Sì, sono quasi 2 chilometri, 1,8 chilometri. C'è una macchina organizzativa non indifferente, è veramente una cosa molto impegnativa, ma noi con molta responsabilità, visto che comunque rappresentiamo tutto il nostro territorio, la facciamo con dovizia e con molto impegno, devo dire. Ecco, stiamo vedendo ancora altri artigiani. Scusi, stiamo vedendo altri artigiani che erano al lavoro, qui personaggi che recitano naturalmente la loro parte e naturalmente lì poi c'è anche il Parco Forza, che è un altro momento di questo presepe vivente. Di che si tratta? Allora, il Parco Forza praticamente è un fortilizio antico che si trova appunto al centro della cava ed è un parco meraviglioso. E, insomma, quest'anno è stato riaperto perché è stato ristrutturato in tante parti e noi abbiamo pensato bene grazie comunque all'autorizzazione dell'Endoparco di Camerina, di inserire questo percorso anche lì, proprio per fare da volano anche a un posto meraviglioso come quello di cui ci vantiamo effettivamente, perché è veramente un bel posto. Invito tutti a venire a visitare. Sì, e infatti non a caso leggo nelle note degli autori qui che l'assessorato regionale al turismo considera il presepe vivente di Ispica uno tra gli eventi più importanti della regione e i mestieri che vengono tirati fuori e vengono, come dire, messi in rassegna e che poi ci sono ancora, sono una quarantina, niente meno, è così? Sì, riproponiamo i vecchi mestieri, chi sistemava gli ombrelli, da chi fa i piatti in ceramica, da chi fa la panificazione dal vivo con i prodotti tipici, con gli impasti tipici di quel tempo. È proprio un tuffo indietro, da un'immagine a colori passiamo in bianco e nero e facciamo rivivere le usanze di una volta, persino nei sapori, perché dove possibile ci sono piccole degustazioni delle cose che vengono proprio fatte al momento. Ma voglio precisare, il presepe è più un evento culturale che una sagra, però abbiamo anche la possibilità di far assaggiare al momento anche i prodotti che facciamo proprio lì. Cioè ci si va con un atteggiamento, come dire, un po' di devozione, ricordando che in fondo si tratta sempre di un momento particolarmente importante per i fedeli, per chi è credente, però contemporaneamente c'è anche la possibilità, come dire, di arricchire le proprie conoscenze con questo salto all'indietro, che poi invece sono cose che continuano ancora oggi. La Sicilia dell'Ottocento, la cultura contadina, quella francescana, esatto. È vero? Perfetto. È tutto... Ha proprio ragione.
è proprio un mix di queste situazioni. Vogliamo precisare, uno dice, beh, io ci voglio andare, e quando è che si possono rivedere queste scene meravigliose? Allora, noi siamo di nuovo in scena il 25, il 26 e poi a gennaio riproporremo il tutto l'1, il 6 e il 7. Quindi saremo aperti alle 16 del pomeriggio fino alle... Stasio, quindi chi vuole passare il Natale, il giorno del Natale, dentro un presepe così suggestivo, così meraviglioso, qui vedete Giuseppe la Madonna, meraviglioso, non può che andare a Ispica dalle 16 alle 20, 25 e 26 dicembre, oppure 1, 6 e 7 gennaio. L'abbiamo proprio intestata alla figura l'abbiamo dedicata alla figura di Francesco d'Assisi, visto che ricorre l'800° anno dal primo presepe fatto appunto da lui del Grecio. Quindi ci sono tante tematiche che si sviluppano in questo presepe. È davvero suggestivo e le immagini che lei ci ha consentito di guardare sono altrettanto affascinanti, viene proprio la voglia di andare a Ispica. Vi ricordo 25-26 dicembre dalle 16 alle 20, 1, 6, 7 gennaio dalle 16 alle 20 ancora. Grazie a Giuseppe Galfo e complimenti, davvero complimenti, perché lui è il direttore artistico di questo bellissimo presepe vivente di Ispica. Adesso facciamo una pausa e poi altri argomenti. State con noi, buongiorno Sicilia. Le castagne sono deliziose, però sbucciarle può essere noioso. Un trucco infallibile è l'ammollo. Se avete tempo, lasciatele in acqua per un paio d'ore prima di cuocerle, poi lessatele. In questo modo, una volta cotte, la pellicina si staccherà facilmente. Se invece le avete preparate in padella o al forno, sfruttate l'umidità. Fate un taglio nella larghezza prima di cuocerle, poi avvolgetele in un canovaccio caldo dopo la cottura e lasciatele raffreddare. Il vapore renderà la sbucciatura un gioco da ragazzi. Sarà sufficiente schiacciarle leggermente per togliere la buccia senza sforzo. Il greco è la lingua antica più parlata tra le lingue indoeuropee. La storia di questa lingua inizia oltre 3.000 anni fa e oggi il greco è la lingua di 12 milioni di persone che vivono soprattutto in Grecia, ma anche a Cipro e in Turchia. L'origine dell'espressione attaccarsi al tram è piuttosto curiosa. In passato alcuni tram consentivano letteralmente di attaccarsi ad un maniglione posto sul retro. Questo avveniva in un'epoca in cui i tram erano molto lenti, quasi alla stessa velocità del passo umano. Quando la gente non riusciva a trovare un posto a sedere, l'unico modo per viaggiare era aggrapparsi e lasciarsi trainare. Quindi l'espressione deriva da questa pratica reale, anche se oggi è utilizzata in senso figurato per indicare qualcuno che si aggrappa ad una situazione senza poter fare altrimenti. Noi invece adesso ci aggrappiamo alle stelle, le stelle che ci svela Marco Amato. Buongiorno e buon venerdì. Ti vedo alle prese. Buongiorno, buon venerdì, buongiorno Sicilia. Ah, buongiorno, che bella tazzina adesso, eh? Qui siamo, questo è un bicolori, scusa, basta, mi fermo qua per non dire altre bestialità. No, è un blu, è un oro ed è russa. Volevo una cosa sontuosa oggi perché oggi è un giorno molto speciale. Il solstizio d'inverno e inizia una nuova stagione zodiacale. Sole in Capricorno, cambia tutto il senso dello zodiaco. E ora vi racconto un po' di come sarà questo weekend natalizio. Allora, il Sole in Capricorno è il Sole in un segno di terra, quindi va benissimo che l'energia solare, che è la cosa più importante che abbiamo nel nostro universo, riscaldi il Toro, la Vergine e il Capricorno, e i segni di terra, appunto. Ottimo anche per i segni d'acqua, proprio perché l'acqua è compatibile, ma il Sole in Capricorno quest'anno è molto particolare. Intanto, a parte espandere la sua energia vitale e di luce, si associa anche ad una luna che proprio oggi
forma tantissimi aspetti molto positivi, il che rende questo weekend interessante un po' per tutte le nature zodiacali, ma in particolare il Capricorno, che ancora sta salutando Plutone, che il 24 gennaio, che sarà l'evento astrologico del 2024, scivolerà in Acquario, dando una nuova energia, una nuova luce e una nuova trasformazione a tutto. Il Capricorno è uno dei segni meglio messi nello zodiaco per adesso, sia perché ha trasformato benissimo in quest'ultimo anno la sua vita sentimentale, ma anche quella lavorativa. Vergine e Toro invece si sono barcamenati tra problematiche veramente molto complesse. Il Toro perché a volte ha fatto passi più lunga della gamba assieme a Giove e Urano, quindi espansione ed imprevisto, mentre invece la Vergine ha subito un po' le decisioni altrui. Quindi questa natura zodiacale dei segni di terra volge finalmente a delle soluzioni che il Sole in Capricorno regalerà. Vediamo un po' gli altri segni zodiacali. Ora, l'Acquario in particolare è quello che ne giova di più, perché Acquario e Capricorno sono due segni strettamente collegati dalla natura saturniana ed uraniana. Saturno e Urano per Capricorno, Urano e Saturno per Acquario. In realtà è come un'unica grande evoluzione zodiacale che si associano l'una al conservatorismo, l'altra al futurismo e all'innovazione. Quindi ottime energie per l'Acquario, meno per la Bilancia, perché il Sole in Capricorno significa quadratura, quindi l'attesa di un momento, di una soluzione che per ora ha una battuta d'arresto. Ne parliamo dopo le feste, insomma. I Gemelli invece stanno a guardare un po' curiosi, tentando di ricreare la dialettica sentimentale. Cosa dire invece per questo Natale per i segni d'acqua? Ottimo per Scorpione, sia sentimentalmente che con la sua natura intima. Lo Scorpione è proprio un segno di Plutone, quindi uno Scorpione che riviene fuori, che rinasce come un'araba fenice. Quindi a tutti gli scorpioni e a tutti i pesci una risoluzione nuova per puntare molto sul lavoro e un'impostazione molto più ferrea nell'amore. Cancro un po' meno, subisce un po' di più, anche perché entrando il Sole in Capricorno si oppone al Cancro, quindi un calo d'energia per i Cancro, ma i Cancro sono segno della famiglia, quindi si abbracceranno e si attaccheranno a loro. I Fuoco un po' messi in sordina in questo Natale, ma anch'essi comunque con un da fare divertente per l'Ariete, una riconferma passionale per il Leone e una voglia di concludere affari per il Sagittario un po' più fortunato del solito. E detto questo, io vi auguro l'inizio di un ottimo inverno, il lucido inverno che ci porta a razionalità e calma, e vi auguro un ottimo Natale a tutti voi. Grazie altrettanto naturalmente al nostro Marco Amato, buon weekend, questo è il weekend della vigilia di Natale, buon weekend a tutti voi. Buon weekend! Oggi vi proponiamo alcuni eventi imperdibili per il fine settimana di Natale. Se amate il circo, non potete perdervi lo spettacolo Tilt, in scena al Teatro Metropolitan di Catania fino a sabato. Si tratta di un atto unico, in cui i migliori artisti del Cirque du Soleil e delle superstar mondiali del Nouveau Cirque vi faranno sognare con numeri al limite dell'immaginazione e senza l'uso di animali. Se invece preferite il teatro, vi consigliamo di andare a Palermo, dove sul palco del Teatro Nuovo Monte Vergini viene messo in scena fino a sabato Astolfo XIII. Si tratta di una rielaborazione in chiave contemporanea di alcuni episodi dell'Orlando Furioso di Ariosto, proposti attraverso modalità narrative derivate dal culto siciliano e dell'opera dei Pupi. Per gli amanti della musica non mancano le occasioni per ascoltare dal vivo uno dei cantautori siciliani più apprezzati, Mario Venuti. Il siracusano, catanese di adozione, festeggia il suo compleanno e i 40 anni di carriera con 2 concerti al Teatro Eschilo di Gela e al Teatro Pirandello di Agrigento, oggi e sabato.
Se cercate uno spettacolo di teatro, danza e musica, vi consigliamo Anapoda, di e con Federica Aloisio e Sabrina Vicari, in scena da Zoo Centro Culture Contemporanee di Catania. Un'opera che ha l'intento di capovolgere ogni logica sfidando la percezione visiva ordinaria. Infine, per immergervi nell'atmosfera natalizia, non potete perdervi i numerosi presepi viventi e non che si possono ammirare in giro per la Sicilia. A Petralia Soprana, ad esempio, c'è il Presepe d'Incanto, una delle rappresentazioni della natività più originali di tutto il suo genere. Oltre al contesto scenografico, fatto di statue e sculture ad opera di artigiani locali, quest'anno si avvale anche del videomapping e dell'intelligenza artificiale. Semplicemente strabiliante il presepe vivente di Custonaci nel Trapanese. Nella grotta Mangiapane, rappresentazione della natività con oltre 160 interpreti, tra artigiani, contadini e figuranti provenienti da tutta la Sicilia. Nello scenario mozzafiato del parco archeologico di Cava d'Ispica potrete seguire un percorso di quasi 1 chilometro dal centro storico all'area archeologica, illuminato dalle torce e dalle stelle. Lungo il cammino incontrerete figuranti in costume d'epoca, scene di vita rurale e botteghe di antichi mestieri. Quest'anno il presepe è dedicato alla figura di San Francesco. A presto e buon weekend! Grazie naturalmente e buon weekend a tutti voi, quindi non ci sono solo panettoni, pandori, ma c'è anche tanta roba da vedere per imparare, anche per praticare la propria devozione. Che ci dici, Angelo, come notizia? C'è una bella notizia che riguarda il cinema italiano. Garrone verso gli Oscar, l'annuncio è arrivato dall'Academy. Io Capitano supera la prima selezione, il film è nella short list dei titoli internazionali. Il 23 gennaio si saprà se avrà la nomination all'Oscar. Hai capito, complimenti, appuntamento al 23 gennaio. Intanto noi facciamo un salto all'indietro al 22 dicembre del 1221, quando Papa Onorio III apriva la regola di San Domenico di Guzman, che li chiama a predicare e insegnare il Vangelo. Vedete, i domenicani nascono così, 22 dicembre 1221. Alfred Dreyfus, un ufficiale ebreo, è vittima di un errore giudiziario e di un'ingiusta condanna a morte. Il 22 dicembre del 1894 inizia l'affare Dreyfus, uno scandalo che divide la Francia. E sempre il 22 dicembre del 1928 a Torino nasceva Piero Angela, scomparso lo scorso anno. È giornalista e divulgatore scientifico che per oltre 30 anni ha fatto innamorare il pubblico della scienza con i suoi programmi. Il 22 dicembre 1947 l'Italia diventa una repubblica. In questa data viene approvata la Costituzione, che è la carta che stabilisce i principi della democrazia e dei diritti dei cittadini. Cosa c'entra un film comico con il western? A prima vista nulla, eppure nel 1970 due attori italiani sono riusciti a inventare un genere nuovo, erano questi due, li avete visti, Bud Spencer e Terence Hill, i protagonisti di Lo chiamavano Trinità, un film uscito il 22 dicembre di quell'anno che ha avuto un enorme successo. Fabrizio De André e Dorighezzi furono rapiti dall'anonima sarda per 4 mesi. Il 22 dicembre del 1979, finalmente i due artisti tornarono liberi. De André in seguito scriverà alcune canzoni ispirate proprio alla sua esperienza. Il calcio è lo sport più popolare in Italia, ma anche il più controverso. Nel 1980 scoppia il Toto Nero, un caso di partite truccate. Il 22 dicembre le sentenze definitive, Milan e Lazio in Serie B e molti giocatori squalificati o radiati. Il 1989 è l'anno della fine del comunismo, il crollo del comunismo in Europa. Il 22 dicembre, guardate, questo è Berlino, la porta di Brandeburgo si riapre. Era quella che separava un po' col muro Berlino Est e Berlino Ovest, e questo evento rappresenta l'inizio della riunificazione della Germania e la fine appunto dei regimi comunisti. L'amore non ha età, ma a volte ha delle conseguenze. Questo è quello che scoprì Woody Allen, il famoso regista americano, quando si innamorò della figlia adottiva della sua ex compagna Mia Farrow. Il loro rapporto scatenò uno scandalo. Il 22 dicembre del 97 i due si sposarono in segreto. Il 22 dicembre del 2014 è morto una delle voci più inconfondibili della musica rock. Eccolo qua, Joe Cocker,
cantante, musicista britannico, aveva incantato il mondo con le sue interpretazioni di brani famosi, e tra le sue canzoni più note c'è questa qui che ora vi faremo sentire, You Can Leave Your Hat On, cioè puoi tenere il cappello in testa, il resto non c'è bisogno. La canzone è stata inserita nella colonna sonora del film 9 settimane e mezzo, diretto da Adrian Lyne con Mickey Rourke e Kim Basinger. Nel film la canzone appunto accompagna la famosa scena di Spogliarello. L'ascoltiamo, vi auguriamo buon Natale, ricordandovi che Buongiorno Sicilia tornerà mercoledì 27 dicembre. You Can Leave Your Hat On. Buon Natale. Buon Natale.